Va ora in onda Potere al Popolo. No, va tutto bene. Va tutto bene, ve lo dico subito, so che siete preoccupati per la flotilla, va tutto bene, nel senso che non succede quasi nulla. Flotilla al limite delle 120 miglia nautiche da Gaza, sommergibile navi israeliane intorno alle imbarcazioni, vanno e vengono praticamente. Questa è l'apertura di Repubblica. Il Corriere dice la barca di testa è stata accerchiata per 6 minuti e appunto gli israeliani si avvicinano e si allontanano, ci mettono pressione psicologica, che è un po' quella che avete anche voi, tutti ascoltatori, non riuscite più a lavorare, a far più niente perché state pensando alla flotilla. Naturalmente stiamo scherzando, cerchiamo di sdrammatizzare il momento, soprattutto perché c'è di mezzo un patto di pace e la fine di questa guerra tra Israele e la striscia di Gaza e i palestinesi e Hamas, tanta gente che muore inutilmente. Certo, ne abbiamo parlato anche questa mattina con i nostri ospiti. Se vi siete persi la rassegna stampa del sottoscritto Sammy Varin, ritrovate tutto quanto sul sito radiolibertà.net schiacciando podcast, oppure replica questa sera alle 20. Beh, certamente se questi della flotilla, oltre a srotolare striscioni con scritto Palestina libera, scrivevano anche Hamas fuori dalle balle, magari si riusciva a spiegare un po' meglio ciò che dovrebbero fare missioni di questo tipo. Intanto tanti WhatsApp al 340 6709 659, tra poco ve ne leggerò alcuni. Ci sono problemi in rete non dovuti a noi una volta tanto, sapete, siamo una radio corsara, un giorno ci siamo su questa piattaforma, un giorno ci bloccano, un giorno abbiamo finito i soldi, e io ringrazio tutti coloro che ci danno una mano anche attraverso il conto corrente postale 3767 1294. I nostri ascoltatori storici ben lo conoscono, gli altri se lo possono segnare. Conto corrente postale 3767 1294, intestato a Radio Libertà Milano come causale contributo volontario. Bastano 5 euro per dire ci sono anche io a darvi una mano. Dicevo, in queste ore si sono riscontrate difficoltà nell'utilizzo di internet, della nostra applicazione, ad esempio la stessa X-Devil che ci rassicura dicendo ci stiamo lavorando, un disservizio è addirittura a livello internazionale in queste ore, che coinvolge Telecom Italia Sparkle, che è uno dei principali operatori di interconnessione. Quindi ci sono problemi su internet per ascoltare la nostra radio, ma non soltanto la nostra radio, compresa appunto anche in questo caso la banda DAB, dove ci ascoltate con la radio, con l'autoradio, e anche la nostra applicazione. Speriamo passi in fretta. Intanto però non passa Sammy Varin, dove credi di andare? Non mi muovo assolutamente. Oggi è mercoledì, c'è anche tutto un magna magna, signore. 12:30 vi porterò persino a Vicenza. Avete sentito questa cosa? A Vicenza sono vietate fare le caldarroste, non le puoi mangiare le caldarroste perché inquinano, e quindi non è più un magna magna, è un non magna, non magna. Intanto però, mentre vi parlo, succedono cose, no, non alla flotilla, ma a Monaco. Ci sono state esplosioni e colpi di arma da fuoco, almeno un morto, chiusa l'Oktoberfest, la storica festa della birra, per un allarme bomba. Allora, un uomo avrebbe dato fuoco alla casa dove viveva coi genitori e poi si sarebbe tolto la vita. La decisione delle autorità tedesche è perché si sarebbe trovata una lettera che va presa sul serio, quindi chiusa l'Oktoberfest per l'allarme bomba. Ci fermiamo perché c'è la musica indipendente, e anche qui, ragazzi, nulla di scontato. Chi sceglie Radio Libertà e chi naturalmente ne ha piene le scatole delle altre radio, delle altre informazioni che dicono tutti le stesse cose, delle altre musiche, delle altre canzoni. Allora,
Oggi faccio un esperimento che non ho mai fatto e non so se vi piacerà, però ci chiamiamo Radio Libertà e la cosa che mi piace per cui sono ancora qui a lavorare in questo posto è che davvero si può inventare qualcosa ogni giorno anche dal punto di vista della musica. Cioè a nessuno di noi viene detto manda questo artista, non mandare quell'altro o mi ritrovo la scaletta delle canzoni da trasmettere. Questo succede nelle altre radio. Qua da noi siamo noi stessi, noi speaker, noi giornalisti, che scegliamo le canzoni da mandare nel nostro programma, cosa che non accade, lo dico col cuore in mano, non accade da nessun'altra parte. Allora adesso vi faccio un gioco bellissimo, per cui però vi chiedo se siete in auto, e lo so come fai a chiedere una roba del genere, sei deficiente, sei Mivarin, vi chiedo di fermarvi un attimo, non lo so se siete di corsa, lo sarete sicuramente, se non siete di corsa, anche voi a casa, vi chiedo di fermarvi un attimo, di sedervi e di chiudere gli occhi. È un esperimento musicale che ci trasmette Max Richer, scritto Richer, R-I-C-H-E-R, è uno dei compositori più influenti ed acclamati della sua generazione. Allora, il pezzo che sto per trasmettervi, grazie naturalmente a Francesco che ci dà una mano in regia, si intitola Whose Name is Written on Water, ok? E che cosa succederà in questo pezzo? Ci porterà nello stato ipnagogico. Sono andato a cercare cosa vuol dire. È lo spazio tra la veglia e il sonno, quando i sogni iniziano a prendere forma. È un pezzo interessantissimo. Sono stato indeciso se trasmetterlo oppure no, anche perché chiaramente non è l'orario, ma vi regala un momento di rilassamento, di relax e chiudendo gli occhi vi avvicinate veramente a questo stato ipnagogico. Mi sembra di essere uno del PD e invece non lo sono proprio, parlo difficile. Sì, quasi come se il sonno e se i sogni si avvicinassero a voi. Tornate indietro nel tempo, pensate a cose che vi piacciono, a ricordi che vi balenano in mente. È un esperimento, visto che la nostra radio può farlo, che vi invito a portare avanti chiaramente per qualche minuto. Questo pezzo, Whose Name is Written on Water, dura parecchi, forse una decina di minuti, ma se cercate Max Riker, scritto Riker col CH su YouTube, trovate delle vere e proprie suite che servono a portarvi all'addormentamento, a farvi riposare la sera e quindi da non ascoltare magari quando si sta guidando possibilmente. E visto tutto lo stress che abbiamo in corpo, noi che mangiamo pane e politica, è un regalo che Sammy Varin vuole farvi perché solo la nostra radio può fare una cosa del genere. Siete pronti? Chiudete gli occhi anche se siete in cucina a far da mangiare e spegnete il sugo, cazzo, 5 minuti. Signori, a voi, whose name is written on water.
Che cosa avete visto? Che cosa avete sentito? Questo esperimento che Sammy Varin vi ha proposto su Radio Libertà con Max Riker, Whose Name is Written on Water. Trovate tutto facilmente su YouTube, c'è anche un bellissimo video, musica per avvicinarsi allo spazio ipnagogico, lo stato ipnagogico, che è proprio quel momento dove dalla veglia si passa al sonno e i sogni iniziano ad apparire. Interessantissimo, ma soprattutto è un abbraccio che voglio dare a tutti voi, voi fedeli ascoltatori di questo canale un po' strano. Vi dicevo prima, un po' ci siamo, un po' no, eravamo anche in TV sul 252, ora non ci siamo più, siamo su internet, sulla Radio DAB, ma a volte ci sono problemi come quest'oggi, il segnale va e viene. Un abbraccio a tutti voi fedeli ascoltatori, nonostante tutto fate i salti mortali per non perdere la nostra controinformazione, ma anche a voi nuovi ascoltatori che magari un po' stanchi della solita musica che mette Radio Italia o Radio DJ avete cercato qualcosa di diverso sulla banda DAB della vostra radiolina e avete trovato questo strano essere di Sammy Varin che fa radio da quasi 50 anni e che si permette di mandare in onda anche questa musica. Ma la nostra radio è tutta un'altra musica anche dal punto di vista politico ed ecco allora gli appuntamenti targati Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. A tutti coloro che ne hanno piene le scatole della Gazza Cola, che sarà pure buona, mi dicono, però non è servita assolutamente alla sinistra per vincere le elezioni nelle Marche, perché erano elezioni regionali, magari uno deve anche capire dove andrà a finire la mia regione. Ora tocca alla Calabria, tra pochi giorni, e pare che non ci sia storia neppure lì. Un po' più dura sarà sicuramente la regione Toscana, dove si vota subito dopo la metà del mese di ottobre, di questo mese. E allora cerchiamo di organizzarci, visto che la Lega e il centrodestra governano gran parte delle province della Toscana ormai da anni e con molto successo, la gente, i cittadini sono contenti. Vediamo di far tremare un po' l'ultima roccaforte del PD, la Toscana, insieme all'Emilia Romagna. Per quanto concerne Livorno, segnate questo appuntamento perché martedì 7 ottobre alle ore 18 a Livorno, Palazzo Pancaldi, Viale Italia 56, ci sarà tutta la Lega di governo per la Toscana, compreso il ministro Giorgetti, Calderoli, la ministra per le disabilità Locatelli, ci sarà Salvini, ci sarà Valditara. Roba bella, tutti insieme. Magari voi della zona di Livorno non li avete ancora conosciuti dal vivo, l'idea di stringere le mani a questi politici che da tanti anni portano avanti il territorio e che stanno provando a cambiare questo paese, perché no? Anche la Toscana. Martedì 7 ottobre alle 18 i ministri della Lega sono a Livorno, Palazzo Pancaldi, Viale Italia 56. Tra gli appuntamenti da non scordare ce n'è uno proprio questa sera, perché ci segue in diretta, no, domani giovedì, sì, 2 ottobre alle 21, domani 2 ottobre nella sezione della Lega di via Vespri Siciliani 12, il punto Lega di Milano, si parlerà di Milano. Milano ha bisogno di visione, energia, partecipazione. Una serata organizzativa dedicata a chi vuole essere protagonista del cambiamento. Chiamiamo proprio voi, cari ascoltatori, per costruire insieme una squadra forte, definire le priorità, raccogliere idee, delineare le prime azioni concrete. Chi mi segue da Milano ed è di Milano, ma anche chi arriva da fuori, signori, per parlare del futuro di Milano. E se avete in mente, sì, voglio dare una mano perché Milano possa non essere guidata dal Partito Democratico nei prossimi anni, fatevi vedere. Domani, giovedì 2 ottobre alle ore 21, via Vespri Siciliani 12 Milano, si parla del futuro di Milano.
Interessante anche conoscere il generale Vannacci. Lo so, signori, lo so, anche se l'eroina della Lega è stata anche l'altra notte la Silvia Sardone, e la troverete sui social della Lega e su quelli della Silvia Sardone. Il suo intervento in consiglio comunale è stato bello tosto. Oggi è stata intervistata su Libero, non perdetevi l'intervista, io ve l'ho segnalata in rassegna stampa. Chiaro che non posso leggere tutto quanto, andrei avanti fino a notte fonda. Team Vannacci sta andando alla grande un po' in tutta Italia, ma attenzione, qui nella culla della Lega Vannacci è comunque acclamato, anche perché ha la tessera della Lega, è vice segretario della Lega insieme ad altri come la Sardone, come Stefani ad esempio. Beh, dopo il debutto varesino di qualche settimana fa, il tour dei gazebo del generale Vannacci prosegue con altre 3 date già fissate. Se avete una penna, cominciate a scrivervele, poi avremo modo di ricordarvele, ma metterle già in calendario non è niente male, anche perché normalmente quando cercate di avvicinarvi, se arrivate all'ultimo momento, è tutto pieno. Sabato 15 novembre, il generale Vannacci sarà a Induno Olona. Sabato 22 novembre Vannacci sarà a Besozzo. Sabato 29 novembre Roberto Vannacci sarà a Cassano Magnago. Guarda un po', la mia città, siamo sempre in provincia di Varese. Queste le primissime segnalazioni che riguardano appunto il generale Vannacci, ma ce ne sono moltissime che trovate sui suoi social e sui social anche della Lega. Qui intanto mi arrivano i vostri WhatsApp. Qui si parla ancora delle Marche, comunque ve lo leggo perché è carino. La flotilla, il Campolargo, gli scioperi, i Maranza in piazza, i cortei LGBT con la keffia, le gazzarre a Montecitorio. Poi il popolo va a votare e sceglie la maggioranza di centrodestra. A quando il prossimo sciopero? A proposito delle elezioni delle Marche, dove appunto si faceva finta di votare a casa, ma anche a proposito delle vicinissime elezioni in Calabria, pare che non ci sia storia. Anche in questo caso sarà una fotocopia di quello che è successo nelle Marche, con la differenza che forse la Lega avrà un risultato migliore. Incrociamo le dita delle mani e dei piedi. Intanto c'è Riccardo Molinari, presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati, ma anche segretario della Lega in Piemonte, che sarà questo sabato 4 ottobre alle 10:30 a Novara, presso l'Hotel Europa in Corso Cavallotti, per la Lega delle Idee 2025. Altra bella occasione per mettere sul tavolo le vostre idee e incontrare Riccardo Molinari, che noi intervistiamo ogni lunedì alle 9. Questo sabato 4 ottobre, ore 10:30, Molinari è a Novara, presso l'Hotel Europa in Corso Cavallotti, numero 28. Appuntamenti da non scordare targati Lega. Sì, vi ricordo che domani alle 9 parleremo di Sardegna, ok? Questo è importante, ospitando un giovanissimo che è responsabile dei giovani della Lega in Sardegna, ma soprattutto parlando dell'incacchiatura del popolo sardo. Ne stiamo parlando spesso, soprattutto sul fronte del falso green. Stanno succedendo cose gravissime in Sardegna, con la presidente Todde che firulì firula fa finta di niente, e per fortuna, ripeto, che ci sono radio come la nostra che danno un po' di spazio anche a situazioni locali che non sono locali, perché quello che succede in Sardegna, ragazzi, sta succedendo in molte zone d'Italia. Chilometri e chilometri di pannelli solari al posto dei campi coltivati. E ancora pale che girano anche in mezzo al mare.
Stiamo forse esagerando? Punto di domanda. Torneremo su questo argomento, minimo che ci torniamo. Intanto mentre parlo succedono cose purtroppo brutte. Sabaudia precipita un velivolo dell'aeronautica militare scomparso dai radar poche ore prima, 2 morti. Il punto di impatto all'altezza di Cerasella, vicino alla Migliara, è successo pochi minuti fa. Ci fermiamo, certo, c'è la pubblicità e poi la musica indipendente. Oggi vi tratto benissimo, ragazzi. Oh, non è da me. Allora, questa mattina ci siamo sentiti la nuova versione del Va Pensiero, la trascrizione per pianoforte del Va Pensiero, che è piaciuta tantissimo e in molti mi avete detto potremmo sostituirla alla sigla di inizio trasmissione di Radio Libertà alle 7:25 al posto dei famosi gattini di Rossini. È in atto un referendum, è certamente una scelta difficile tra Rossini e il Va Pensiero in questa nuova versione per pianoforte di Davide Piero Runcini. Cercatela su YouTube. Poi vi ho fatto sentire, siamo passati anche alle 9, abbiamo ascoltato Sergei Komanenko, scusate, dal conservatorio di Kharkiv ad Anzio dove vive. Poi dopo le 11 Max Reiter con questo avvicinamento alla veglia e il sonno. Tra pochissimo arriva Luca Notari. Questo è un attore di teatro TV, ma avete capito, ve lo sto trasmettendo in questo periodo. Le sue sono romanze senza tempo, musica lirica ma non riservata a pochi, perché io non ne sono capace di fare cultura così ristretta, non ne ho la cultura, appunto. Io sono divulgativo, io vi faccio ascoltare qualcosa che possa piacere a tutti, belli e brutti, comunisti e fascisti, a chi ama il rock duro, ma anche appunto chi vuole la musica classica. Bene, se siete tra questi, restate sintonizzati, perché tra poco arriva il bel canto di Luca Notari. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare, faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono i mattoni della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Mistico il golfo ed il suono commuove ogni sera. Il poeta che legge un racconto lo ha scritto per te. Il piccolo Luca non dorme più. A voce mia. La vita sorprende l'amore, è un cambio di scena. Il sentiero che porta al ciliegio a maggio è per noi. Un viaggio d'incanto ci porta via. A voce mia, capisce sta nottata, ma a voce tua, e dentro me c'è a voce tua. E lucean le stelle e non ho amato mai tanto la vita. Le cose tue più belle con me. I sogni senza tempo, passione del bel canto che tengo in sto cuore. E lucean le stelle e non ho amato mai tanto la vita. Le cose tue più belle con me. Don Anna fatto di pietre che fermano il mare, un passaggio d'inverno che faccio da sempre per me. Toledo di sguardi e di allegria. A voce mia, capisce sta nottata, ma a voce tua, e dentro me c'è a voce tua. Le cose tue più belle con me. E luce alle stelle, canto insieme a te. A voce mia, ma voce a voce tua. Forse questo è proprio ciò che cercavate, cari ascoltatori, un po' di riposo per le vostre orecchie, un po' di musica importante, ma allo stesso tempo fruibile da molti, da tutti coloro che la vogliano ascoltare. Dobbiamo ringraziare perché
Quest'oggi siamo di un umore particolare, si sa, nel mondo stanno succedendo cose gravi, gravissime, c'è speranza, certamente, la speranza non se ne deve mai andare, qualcosa si sta muovendo, ma ascoltando questa musica forse ci crediamo un po' di più alle cose positive. Luca Notari è con noi, buongiorno Luca! Buongiorno a tutti. Sei tu l'artefice della speranza questa mattina e con queste romanze senza tempo, un mondo in cui credere, ragazzi. Stiamo inquadrando in questo momento la copertina di questo album che contiene tanti pezzi e te l'ho già scritto su internet, li stiamo mandando tutti, ogni settimana ne va uno diverso, perché è musica che aggrega, ma soprattutto che fa capire tante cose, che forse c'è qualcuno che ci sta imbrogliando sulle altre radio dove vanno sempre le solite porcherie, ogni ora lo stesso cantante, la stessa musica. Ora, forse non devo esagerare, non è che mando Luca Notari ogni ora, però capite che c'è una via di mezzo che forse non viene rispettata dalle radio che fanno business e che vengono pagate per farci un lavaggio del cervello musicale. Luca Notari, attore di teatro, attore televisivo, ma la musica è forse quella che hai sempre avuto nel cuore. Io non lo so da dove vuoi partire, lascio fare a te, perché potremmo fare 3-4 ore in diretta raccontando quello che hai fatto negli ultimi decenni. Luca? Allora, intanto grazie, perché come dici te, dare una possibilità e una disponibilità di ascolto a della musica che in questo caso viene definita colta, ma in realtà è una musica trasversale che riguarda tutti, no? In maniera indifferente, non c'è la musica di un certo tipo o la musica di un altro tipo, la musica è universale, quindi colpisce, secondo me, quando è fatta bene, colpisce a tutti indistintamente, l'emozione arriva comunque su una musica che possa essere una musica classica, una musica rock, una musica pop, una musica heavy metal, cioè a parte i generi comunque la musica, ripeto, è trasversale. E quindi grazie per darmi questa possibilità di far ascoltare a più persone possibili questo progetto che nasce dalla volontà del mio produttore Giancarlo Lucariello, che ha messo insieme una squadra di grandissimi professionisti e musicisti, uno tra tutti Maurizio Fabrizio, che è uno dei più grandi autori che la musica italiana ha scritto capolavori immensi come Almeno tu nell'universo, I migliori anni della nostra vita, Notturno, insomma stiamo parlando di uno degli autori più felici che la musica italiana ha, e Giancarlo Lucariello appunto ha voluto ardentemente e fortemente questo progetto di quasi come un omaggio alla nostra tradizione musicale, no? Per non dimenticare da dove veniamo, quali sono le nostre tradizioni. Oltretutto la nostra musica classica, la nostra musica lirica è diventata patrimonio dell'UNESCO, quindi noi nel nostro piccolo abbiamo voluto fare un omaggio a quella tradizione musicale lì, a quel mondo così sublime di una musica che è fatta di romanzi, che è fatta di sentimenti semplici, diretti, no? Quindi non c'è bisogno di tante sovrastrutture musicali, ma dove la semplicità, quando anche uno strumento, un violino, un pianoforte, una tromba ti comunica qualcosa, ti comunica un sentimento, e questo è un po' l'intento di questo progetto. Ah, ma siete completamente pazzi a fare un prodotto del genere fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Guarda, sono 20 anni che abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto e dopo 20 anni Giancarlo l'ha voluto far uscire proprio adesso, perché ha pensato che fosse adesso il momento giusto per un'operazione del genere. Magari 20 anni fa non avremmo avuto la stessa forza, la stessa energia che oggi invece riusciamo a mettere in questo
in questo prodotto. Beh, guarda che questo è un colpo di reni, semplicemente, tornando a quello che ti dicevo prima, a ciò che ci sta succedendo dal punto di vista Sì. musicale sulle altre radio, cioè lo Sì. vogliamo dire che sulle altre radio vanno sempre gli stessi cantanti, le stesse canzoni, ma poi fossero belle, ma effettivamente vanno in onda di quelle porcherie. Quest'estate siamo stati succubi di porcherie. Sarà che gli autori, quelli importanti, stanno preparando qualcosa di bello per Sanremo, sicuramente, però quest'estate abbiamo sofferto moltissimo mandando in onda porcherie pazzesche, quindi forse c'era davvero bisogno di Luca Notari e di queste romanze senza tempo. Grazie. Davvero. Sei gentilissimo. No, Sei gentilissimo. e in questo momento Ma ce lo sai, stanno scrivendo. la promozione poi magari delle radio, diciamo, normali che tutti conosciamo, è, come dicevi te, no, finanziata dalla casa discografica, da una produzione alle spalle che appunto paga per fare quei passaggi, no, per far sì che quelle canzoni diventino poi dei tormentoni. Noi non abbiamo quella forza, ma non vogliamo nemmeno essere quel tipo di prodotto lì, perché è qualcosa dove la musica ti deve arrivare, non c'è bisogno della la promozione quella quasi obbligata, no? Da far ascoltare. Qui ci arrivi a questo prodotto, ci arrivi se hai la disponibilità all'ascolto, hai del tempo che ti dedichi alla musica e quindi ti devi prendere un po' di tempo. Ecco, questa è l'intenzione nostra, cioè prendersi del tempo per ascoltare, e questo è un po' l'intento del disco. E io lo dico, a volte cercare bella musica è un po' come fare la spesa dal contadino e non andare al supermercato, ma in questo caso la perdita di tempo è minima, signori, e non è che dovete fare chilometri e chilometri per cercare il cantante. Basta scrivere Luca Notari sugli store digitali o su YouTube, se non siete capaci. Luca Notari, un mondo in cui credere, romanze senza tempo. Ti salta fuori l'intero album che ha, e qui te lo devo dire, Luca, mi hai stupito, una presentazione. Anche qui, ragazzi, roba assolutamente retro, ma chi mai ha fatto una presentazione dell'album? Cioè la prima traccia, il primo solco è una presentazione. Ho detto, sono completamente pazzi, fuori posto, fuori moda, fuori tempo. A me è piaciuta moltissimo perché in questa presentazione il Luca Notari è anche attore di teatro e si sente con la bellissima dizione che hai, e hai fatto una presentazione di 3 minuti splendida che io quando ci saluteremo manderò in onda, perché noi trasmettiamo quello che gli altri non trasmettono, e c'è un motivo se non lo trasmettono, molte volte perché sono superficiali o perché sono pagati per non farlo. Noi lo trasmetteremo, una presentazione in cui hai raccontato che cosa sta per andare in onda nel tuo album e la ricerca che avete fatto in questi anni. Esattamente, sì, si vuol mettere l'ascoltatore in una predisposizione diversa all'ascolto, in maniera tale che subisci la musica in maniera diversa, no? Quindi è una preparazione all'ascolto, perché, ripeto, potrebbe essere una musica che apparentemente è distante, ma in realtà, come ci siamo detti fino adesso, la musica è universale e colpisce tutti in maniera trasversale. L'importante è che ci sia un'apertura all'ascolto. Bravi, cari ascoltatori, cerchiamo di avere aperture per questi generi musicali e posso dirlo tranquillamente, il tuo album potrebbe essere trasmesso senza problemi da qualunque radio commerciale, perché non è commerciale ma fa la differenza, e i programmatori musicali, insomma, se hanno un po' di esperienza lo sanno che devono intervallare un ritmo. Si intervalla un ritmo all'altro, e quindi questo è il classico pezzo del Luca Notari che fa riposare le orecchie, dopodiché riparti con un qualcosa di più veloce, possibilmente chiaramente più conosciuto a livello nazionale o internazionale. Vi devo spiegare tutto, cari programmatori musicali, insomma, siamo grandicelli e speriamo che siate grandicelli anche voi. Sai Luca, un altro problema, che ci mettono i ragazzetti di 20 anni a programmare le radio. Sì, immagino, quindi non c'è
c'è più quella No, cioè c'hai la cultura di uno di 20 anni. Insomma. Esatto, e quindi non c'hai la facilità ad avere una musica a 360 gradi, ce l'hai legata all'età di appartenenza. Con tutto il rispetto, naturalmente. Sì, Luca, dove ti assolutamente. possiamo trovare? Dove ti possiamo ascoltare? Hai in mente di fare che qualcosa a teatro? Hai fatto tantissimo teatro, TV, eccetera. C'è qualcosa che bolle in pentola, magari per sentirti dal vivo? Dove ti possiamo seguire sui social? Noi stiamo oltre ai social, ovviamente, nel canale YouTube dove ci sono tutti i video, anche tutte le canzoni, e stiamo pensando un adattamento ridotto della grande orchestra che ha suonato il disco, quindi facciamo un adattamento più ridotto per farlo poi in teatro, quindi per portarlo in una sorta di tournée, fare dei concerti live con una formazione più piccola, perché ci permette in questo modo di essere più fruibile e di avere più facilità nella messa in scena, insomma, del concerto. Quindi il programma sarà quello di andare in live con il nostro disco. Signori, avete sentito? Buone nuove che ci danno un po' di speranza, scritto minuscolo naturalmente, per il futuro. È stato un piacere davvero, Luca. Grazie per il tempo che dedichi a me e a progetti come questo, perché fanno la differenza per noi artisti che abbiamo una visibilità, diciamo, di nicchia, no? Quindi ti ringrazio per dare a me e ad altri come me questa grandissima occasione. È un'occasione tutta nostra, perché anche noi vogliamo fare la differenza. Luca Notari, alla prossima, ciao! Grazie, a presto e buona giornata a tutti. Classica Buona Oggi musica. presenta Un mondo in cui credere. Romanze senza tempo, interpretate da Luca Notari. Progetto ideato, prodotto e realizzato da Giancarlo Lucariello. Queste nuove sognanti composizioni nascono da un magico incontro di artisti, compositori e autori che portano in dote un'innata e poi coltivata predilezione per la cultura musicale dell'opera italiana. Un immenso dono tramandato dai loro genitori e dai loro nonni vive dentro la loro memoria del cuore. È il canto lirico la loro ispirazione, un mondo ideale oggi non più di moda, ma proprio per questo senza alcun bisogno di esserlo, e comunque ancora molto amato. Il canto lirico italiano è diventato patrimonio immateriale dell'umanità per decisione dell'UNESCO. Le nostre romanze senza tempo vogliono raccontare il passionale incontro della melodia, dell'armonia e della poesia. Una fusione d'amore che esalta il talento e il bel canto dell'interprete, attraverso storie che tratteggiano struggenti emozioni e impressioni diverse. Pianto, felicità, gioia, amore, solitudine, speranza. Frammenti di vita, piccoli grandi sogni, allo stesso tempo semplici e ambiziosi, nell'evocare una lunga tradizione, ma ponendosi intenzionalmente al lato di essa. Musica di oggi, non per l'oggi. Una riplasmazione creativa e stilistica. Musica di un profondo e largo respiro che ambisce a superare il tempo e, volgendo lo sguardo all'indietro, verso l'epoca che ha creato la nostra cultura musicale, cerca di fluttuare in un tempo senza tempo. Romanze senza tempo, appunto, che ambiscono a porsi al di fuori di ogni modernità e di ogni postmodernità, lasciando da parte qualsiasi velleità di rincorrere un presente o un futuro che non gli appartiene. La parola romanza rimanda a componimenti poetici antichi, a musica vocale dal carattere sentimentale. La romanza, o aria, rimanda alla nostra straordinaria opera italiana e ai suoi grandi compositori. Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini.
Eccole, le romanze senza tempo di Luca Notari, quello che vi ho fatto ascoltare difficilmente lo sentirete su altre radio. Il suo nuovo album si chiama proprio così, lo trovate sugli store digitali o semplicemente su YouTube cercando Luca Notari, e ogni settimana ve lo farò scoprire perché possiamo farlo, te l'ho detto, perché abbiamo una radio che ancora trasmette nonostante tutto e che si chiama Radio Libertà. Signori, mancano una manciata di minuti a mezzogiorno, quindi sto per fare le valigie, ma vado di là in redazione e torno di nuovo di qua perché alle 12:05, 12:10 c'è l'ormai atteso È tutto magna magna, e bandiera italiana certamente di quello che accade da noi, ma noi lo risvoltiamo positivamente dicendo c'è nonostante tutto qualcosa di bello da andare a vedere, sentire, andare a mangiare nel nostro bel paese, qualcosa dove possibilmente non ci sia mezzo mondo, e vi sto portando veramente in giro per l'Italia a feste, sagre e cosettine poco conosciute, poco frequentate, dove veramente uno dice cavolo, ma qui c'è ancora roba genuina, c'è ancora bella gente, è tutto un magna magna, ma fino a un certo punto. Ne parliamo certamente tra pochissimo. Intanto però prima vi regalo 50 secondi di Matteo Salvini. Dai, Matteo Salvini che parla proprio di quello che sta succedendo in queste ore sul fronte della flotilla, ma anche sul fronte delle manifestazioni. Si è fatta molto calda l'atmosfera nelle scuole italiane e si aspettano dei nuovi scioperi. Alegher, sentiamo Matteo Salvini. Un conto è manifestare le proprie idee, ci sono tanti canali aperti per aiutare il popolo palestinese. Lo stesso governo italiano è uno di quelli che ha investito più soldi. Pensare di entrare illegalmente in acque internazionali in una zona di guerra ovviamente non è né saggio né prudente, quindi mi sembra che il messaggio che volevano mandare sia stato mandato. Altro paio di maniche se uno cerca l'incidente diplomatico, se uno cerca lo scontro, se uno cerca la guerra. È chiaro che se lei domani partisse per andare in Ucraina o in Russia, io la posso proteggere, accompagnare finché voglio, però lei ha un rischio e si espone. Idem se uno entra in un teatro di guerra come quello fra Israele e i terroristi islamici. Avete ascoltato Potere al Popolo.